Al comune di Porto Empedocle, già in dissesto finanziario e sotto turbolenze legate all'impossibilità di adempiere ai propri oneri finanziari, subentrano anche le difficoltà di carattere politico. Infatti si è dimessa la vice sindaco Maria Calabrese, che è stata anche assessore ai lavori pubblici, al contenzioso e alla pubblica istruzione. La Calabrese avrebbe assunto tale decisione per ragioni personali e professionali. Ascoltiamo in proposito la sindaca Ida Carmina al microfono di Irene Milisenda. In questa situazione di crisi anche l'amministrazione, la giunta e il vice sindaco si dimette da questo suo incarico. No, vabbè, le dimissioni che ancora non ci sono state del vice sindaco, l'avvocatessa Calabrese, erano già state anticipate da tempo. Lei mi ha detto: io presto questo servizio al mio paese, fra l'altro una figura di assoluta trasparenza, spessore professionale, eccetera, ma già sapevo sin dall'inizio che non sarebbe stato per tutto il quinquennio, perché lei ha impegni di tipo personale e professionale di un certo tipo, sta studiando fra l'altro per qualcosa di impegnativo, quindi non si può dedicare per come vorrebbe e per come esige la difficoltà amministrativa di questo comune all'ente, quindi non c'è nessuna questione politica dietro, ma semplicemente la consapevolezza che, viste le sue esigenze, non può rendere per come vorrebbe, quindi chiede di essere avvicendata, sostanzialmente è questo, ma non perché rimane tutta la fiducia, tutto il rapporto di amicizia, perché fondamentalmente è questo, però certamente lei ha l'esigenza proprio di dover affrontare le questioni della sua vita con maggiore libertà da impegni così gravosi, è semplicemente questo.